quarti e una gazzosa nasce da un progetto che avevo già in testa in passato, avendo gestito un altro locale con un amico. Poi ho deciso di aprirmi un locale tutto mio. Ciao, con una cosa tutta particolare. Tre quarti e una gazzosa nasce da una cosa vecchia. Quando c'erano a Stato Stefano, c'erano le taverne, le famose taverne, si giocava col vino, padrone sotto, quindi tre quarti si faceva di vino e un quarto di gazzosa. E c'era questo detto, tre quarti e una gazzosa, tre quarti e una gazzosa. E da lì ho preso lo spunto per fare nascere questo locale. È un locale tipicamente siciliano, tipico. Si fa cucina siciliana, dalla caponata a triglie e gamberi, a pistacchi e gamberi. Sono tutti piatti particolari tipici siciliani. Adesso stiamo facendo un triglie e gamberi, dove abbiamo messo un pochettino di pomodoro, un pochettino di vino. Adesso andiamo a mettere una salsa di finocchietto selvatico fatta da noi, quindi facciamo amalgamare il pomodorino con e poi mettiamo un pochettino di sugo di salsa di pomodoro fatto sempre da noi. Quindi andiamo a fare ammantecare, diciamo, il tutto, legare, per poi mettere le triglie, filetti di triglie e gambero fresco. Facciamo un pochettino stringere un pochettino la salsa in modo che creiamo questo sughetto e dopodiché andiamo a mettere le triglie e le gamberi. I triglie e i gamberi. Ecco qua. Gambero fresco, quindi strusciato. Ecco qua, gambero e filetti di triglia fresche. Ecco qua, 4 filetti vanno bene. Facciamo cuocere un pochettino, li togliamo. Ecco, adesso comincia a cuocere un pochettino. Aggiungiamo un pochettino di acqua di cottura. Ecco qua. Facciamo un pochettino cuocere. Adesso le triglie si cominceranno a sciogliere, cominceranno a diventare, diciamo, a spappolarsi. Ecco qua, vedi? E si spegne. Ora il calore del sugo farà ancora cuocere ancora di più le triglie, i filetti di triglia. Dopodiché per finire andiamo a mettere un pochettino di mentuccia. Farà cuocere la pasta. Ecco qua, le triglie si sono sciolte, come vedi. Basterà mantecare la pasta e buon appetito. Un saluto da Tre quarti e una gazzosa, number one.